Due ragazzi di Sora, due amici, Alessandro Alati e Davide D'Arrigo, hanno progettato una fantastica avventura. Un viaggio che da Sora li sta portando a percorrere quasi 5.000 km a piedi, partendo dalla cittadina Volska fino ad arrivare a Caponord in Norvegia, attraverso la via Romeo-Germanica, documentando le loro sensazioni ed i paesaggi. Questo progetto si intitola La Via del Lievito Sora Nordkapp, nome portato dal legame che si ha con il territorio ed i suoi elementi. La combinazione tra acqua e farina genera vita e pertanto sul castello di Sora è nato un lievito. La loro missione è quella di diffondere le radici in tutta Europa con lo scopo di raccontare di persona le origini più remote. Per mangiare non hanno grandi problemi. Alessandro, appassionato di cucina, porta con sé il lievito madre che rigenera nel suo cammino con acqua e farine dei luoghi attraversati. Le difficoltà che giornalmente stanno affrontando sono varie, le avverse condizioni meteo o quelle fisiche e mentali. La loro motivazione e costanza però sono date dalla voglia di concretizzare i loro singoli obiettivi. Così il viaggio è iniziato domenica 5 marzo alla volta della capitale, per poi attraversare il resto dell'Italia, l'Austria, la Germania, la Danimarca, la Svezia, la Finlandia, fino ad arrivare in Norvegia. Con loro c'è sempre anche la bandiera con il logo del castello di Sora, che raccoglie tante testimonianze. Oggi sono al loro 124° giorno di viaggio e si trovano in Svezia.